Al Festival del Garda edizione 2010, quindi il jingle e buon divertimento. Bello, bello, ma corto di cervello. Tanto sono collegati. It's time for Africa. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Volevo stare un po' da solo per pensare. Il mare dove l'orizzonte settembre al Festival del Garda. Ragazzi, grazie, andate a prepararvi per la premiazione. A dopo, grazie. che mi lasciano il colore di un grigio senza sole, che penso se qualcosa vale ancora non c'è, e chiedo il perché evapora in È il momento di proclamare chi vince l'edizione 2010 della Voce del Garda è Carlo Alberto Di Micco. Un po' da solo per pensare, non sai, vorrei una voce. Di Garda, complimenti agli altri due finalisti della Voce del Garda. Se lo abbracci. È suo figlio? Dovrebbe essere Andate pure in centro, sindaco, là in Colonia in centro. Naturalmente grazie a tutte le ragazze che hanno partecipato, che poi insomma è un concorso e come tale insomma una deve vincere, le altre tanto in bocca al lupo. Antonio Pasotti, sindaco di Garda, il Festival del Garda e il Comune di Garda, un binomio? Ma noi siamo stati forse uno dei primi comuni che hanno aderito a questa iniziativa, ancora mi pare 10-15 anni fa, una cosa del genere. Riteniamo un veicolo importante di promozione per il territorio, non solo del comune nostro, ma del lago in se stesso. Il lago è un unicum, già diviso di per sé dall'acqua, 3 regioni e 3 province, cerchiamo di unirlo con eventi importanti. La stagione turistica sul lago di Garda come sta andando e a Garda in particolare? Beh, insomma, gli alberghi viaggiano adesso, la seconda settimana e le ultime 2 settimane di agosto sicuramente hanno più flusso che non fanno le prime 2. Però sicuramente gli alberghi hanno un buon flusso, non possiamo dire il contrario, sì, la qualità è molto sostenuta.